Buongiorno a tutti e buon lunedì mattina ragazzi. In questo video parleremo dell'intervista rilasciata da Stefano Pioli, l'importanza del gruppo, parleremo dell'importanza di Oli Giroud e daremo un focus di mercato sulla questione trequartista. In tanti fanno video dove praticamente parlano del niente, noi cerchiamo comunque di tirar fuori dei contenuti, anche senza dover parlare per forza di nomi e non di nomi. Ragazzi, vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rossonero, vai col video, ciao! Ci facciamo i chilometri, oh, superiamo gli ostacoli, oh, col diavolo in fondo al cuore. Ci facciamo i chilometri, oh, superiamo gli ostacoli, oh, col diavolo in fondo al cuore. Ci facciamo i chilometri, superiamo su sempre chi me la del Bambi, seguo sempre il Milan, che piacere mi dà questa vita ultra ultra ultra, su sempre chi me la del Bambi, seguo sempre il Milan, che piacere mi dà questa vita ultra. Forza vecchio cuore rossonero, forza vecchio cuore rossonero, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai, diavolo, diavolo, su cantiamo tutti insieme, diavolo, 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 diavolo, diavolo. Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Il Tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il Tring e doppio pollice per il diavolo. In descrizione passione maglie, cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Tutta la roba nuova del Milan c'è già ragazzi, quindi potete iniziare a ordinare tutto. Bene ragazzi, buongiorno a tutti, buon lunedì a tutti, per chi inizia a lavorare, per chi invece è già in ferie. Quindi ragazzi andiamo a parlare un po' del nostro Milan e a differenza degli altri che parlano del nulla cosmico, perché ci sono tanti giornalisti che stamattina parlano del nulla cosmico, noi invece riusciamo a tirar fuori qualche argomento perché ci sono state delle cose importanti ieri. Vedi l'intervista al nostro allenatore, una bellissima intervista, tanto che faceva la strada da casa Milan a Milanello, quindi un bel reportage, un bel focus sul nostro allenatore. C'è da parlare di Giroud ragazzi, perché l'impatto che Giroud ha avuto con la squadra è importantissimo ragazzi. Quando arrivano questi giocatori in una squadra giovane come la nostra scusatemi, è fondamentale perché hanno un impatto, scusatemi se esco un attimo dall'inquadratura, sono fondamentali per questi giovani che vedono veramente quello che vuol dire allenarsi da grandi. E Oli Giroud, adesso ne parleremo, ha avuto un impatto da grandissimo. Parleremo degli obiettivi che realmente è il Milan, a differenza di quello che dice qualcun altro, perché qualcun altro stamattina ha iniziato a innescare il dubbio in tutti i tifosi, e questi sono i classici video clickbait, perché poi se vai a vedere il video parlano del niente, praticamente parlano del niente assoluto, e questo è fastidioso perché io penso che i tifosi debbano ribellarsi a tutto questo, a tutto quello che si vede su YouTube in questi periodi, perché tutti che fanno video, tutti che vogliono dire la loro, poi vai a vedere il video con delle immagini dove mettono facce di giocatori, facce di questo, facce di quello, poi vai a vedere il video e di che cosa stanno parlando? Dell'aria fritta. Comunque andiamo per ordine. Ieri c'è stata è uscita una bella intervista che ha rilasciato Stefano Pioli mentre guidava un BMW, perché sapete che è lo sponsor
automobilistico che dal Milan, che dalle macchine al Milan. Quindi ragazzi, una bella intervista perché fa vedere il nostro allenatore sotto un altro punto di vista, te lo fa vedere sotto il punto di vista familiare, sotto il punto di vista quanto tiene lui alla famiglia e quanto riporta nel Milan la famiglia, quanto crede in questo Milan come famiglia, ed è bellissimo sentirlo parlare. Guardate ragazzi, veramente io ho ascoltato l'intervista 2 volte perché mi ha lasciato veramente molto molto bello sentire un allenatore, un uomo che guadagna tanti soldi, che ha tante responsabilità, comunque ritrovarlo molto vicino a noi che siamo comunque persone molto più normali rispetto a quello che sono i giocatori. Ha parlato di quello che vuol dire allenare una squadra così giovane con dei ragazzi veramente che sono poi alla fine sono come noi o come voi più giovani. Ragazzi, questi sono ragazzi buttati nel mondo dei grandi con tante responsabilità, ma poi fondamentalmente hanno 18 anni, ragazzi. Quando si sente parlare così di un Leao che ha 20 anni, ragazzi, quando sentiamo parlare così di ragazzi che probabilmente potrebbero essere, ragazzi, ci sono ragazzi che giocano nel Milan che potrebbero essere figli miei. Io ho 40 anni, sono ancora giovane, sono nel pieno delle forze, potrebbero essere miei figli, e io mi stupisco di come tanti ragazzi di 18-19 anni possano avere questa cattiveria nei confronti di loro coetanei. Ed è brutto veramente. Ieri il mister l'ha fatto capire in questa intervista, perché sono ragazzi come tutti noi, sono ragazzi con i loro pregi, con i loro difetti, con i loro problemi da 18enni, 19enni e 20enni, e tante volte anche il loro rendimento può essere dovuto anche a queste cose. E l'ha spiegato bene Stefano Pioli: se uno sta bene con se stesso, allora riesce anche a riportare sul campo il suo star bene con se stesso. Se uno ha problemi, se uno non ha un equilibrio, allora difficilmente riesce a far bene in campo, e probabilmente potrebbero essere tanti questi discorsi che poi vanno a influire nella stagione di un ragazzo così giovane. Ed è per questo che in una squadra così giovane servono elementi come Ibra e come Giroud. Ragazzi, Ibrahimovic, tanto per fare un focus su Ibra, è la 6ª settimana di allenamento in palestra, quindi ci saranno dei test questa settimana, e se Ibra supererà tutti i test inizierà a lavorare in campo. Quindi se inizierà a lavorare in campo, allora potremo vederlo in panchina contro la Sampdoria e magari in campo contro il Cagliari. Se invece questi test dovesse risultare che Ibra è ancora un po' indietro con la preparazione, potrebbe essere che si prolungherà un po' con la riabilitazione. Ma non ci preoccupiamo ragazzi, perché abbiamo un giovanotto di nome Olivier Giroud che sta facendo quello che stava facendo Ibrahimovic, ovvero alzare il livello, tenere tutti sull'attenti in allenamento. Ragazzi, i focus che ci arrivano da Milanello, da questo o quell'altra persona che avete già conosciuto anche sul canale, sono veramente di un giocatore che non vuole perdere un contrasto, che non vuole perdere una partitella, che si lamenta se si sbaglia nel torello, che tiene alto il ritmo in ogni fase dell'allenamento, anche nelle corsette di gruppo. Quindi ragazzi, un giocatore che ragazzi, io penso che non lo scopriamo noi chi è Oli Giroud, penso che sia un giocatore che è 20 anni che è sulla cresta dell'onda. Chi critica Giroud, ripeto, andrò avanti a ripeterlo, chi critica Giroud il calcio non lo capisce, non ha mai giocato e non sa cosa vuol dire giocare a calcio. Probabilmente questa affermazione mi tirerà via qualche iscritto, ma non mi interessa, sapete come sono fatto, io dico quello che penso, e anche se è contrario a quello che pensano tutti. Io penso che Oli Giroud sia un giocatore che non è che alza il livello del Milan, lo alza tantissimo. Oggi questo Milan ha trovato in questo giocatore quello che è mancato l'anno scorso. Tutto quello che è mancato l'anno scorso c'è in questo giocatore, perché ha gol, ha posizione, ha senso di appartenenza, perché è un giocatore che appena è arrivato al Milan si è sentito subito parte di un gruppo, e questo è molto molto importante, e l'ha ricordato anche Stefano Pioli nell'intervista. Il gruppo è fondamentale per provare a vincere. Poi la tecnicità
e la tattica sono importanti ma vengono in secondo piano, ma un gruppo vero, un gruppo coeso vince, è più facile che vinca rispetto a un gruppo formato solo da tante prime donne che poi non hanno niente a che fare con un gruppo. E la dimostrazione è la nostra nazionale, la dimostrazione è il Milan della scorsa stagione, ci sono tante dimostrazioni, solo che vedo che non tutti lo capiscono, vedo che ci sono tante persone che criticano a prescindere, vedo che ci sono tanti scontenti in giro, scontenti di una squadra che nella scorsa stagione con l'organico, fondamentalmente con l'organico che abbiamo anche oggi, che è arrivata seconda, non si lamentano e sono scontente perché loro pensano che tutta la stagione sia concentrata in questo mese di calciomercato. Cosa che vorrei far capire che non è proprio esattamente la realtà, perché il calciomercato è importante se viene fatto nella maniera giusta, se viene fatto in maniera funzionale. Se io prendo dei giocatori che poi funzionalmente servono a un cazzo, è inutile fare il calciomercato. Se prendiamo un giocatore dal grande nome, ma poi l'apporto che dà al Milan è poco, preferisco prendere un giocatore molto meno conosciuto, ma che serve a quello a che serve al Milan. Ragazzi, sostanzialmente mi interessa poco se voi tifosetti siete contenti o scontenti, a me interessa che il Milan riesca a portare a casa dei risultati, che poi lo faccia con Pinco Pallino, con Isco, con James Rodriguez, con Ziyech, con questo, col Tringa, con questo, ma mi interessa veramente poco. L'importante alla fine è che il Milan porti a casa dei risultati, e come vi dico sempre, i risultati si contano alla fine. I conti si fanno alla fine, non all'inizio, perché all'inizio possiamo sapere veramente poco. Adesso andiamo a parlare di quegli obiettivi di mercato che qualcuno inizia a dire non saranno quelli, e io invece continuo a dirvi che gli obiettivi di mercato del Milan sono sempre quelli. Si sta parlando sempre per Ziyech e parlare con Ziyech è abbastanza inoltrata la cosa. Il Milan ci sta provando, poi sicuramente non è detto che ce la faccia, ma il Milan vorrebbe portare un giocatore come Ziyech in squadra, perché è un giocatore che manca, serve un giocatore che salta l'uomo, un giocatore che abbia un passo diverso e che provi e che cerchi di portare dei gol. Ziyech è tutto questo, il Milan ci proverà. Il Milan ci proverà, a differenza di quello che dicono gli altri, perché gli altri cercano semplicemente di mettervi ansia. Hanno capito che l'ansia porta risultati, porta piccioli, porta iscritti e porta lamentele, che è la cosa che oggi il tifoso del Milan riesce a fare meglio. Lamentarsi. Perché ieri un ragazzo mi ha scritto: io ogni tanto mi sento invidioso con qualcun altro perché vedo che i tifosi delle altre squadre dicono sono tutti belli contenti, tutti che sono sempre dalla parte di quello che fa la loro società, noi del Milan siamo sempre qua a criticare ogni cosa. Io non sono invidioso di nessun altro tipo di tifoso, io sono contentissimo di essere tifoso del Milan, e più che essere invidioso degli altri mi vergogno di alcuni tifosi del Milan, quello sì, non sono invidioso di nessuno, ma mi vergogno di alcuni tifosi del Milan, che non chiamo neanche tifosi, perché non sono tifosi quelli che criticano ogni cosa, che si lamentano su ogni cosa, senza neanche sapere di cosa stanno parlando. Io ieri ne ho viste di tutti i colori, dopo la partita ho visto gente parlare della partita senza aver visto la partita, ho visto gente parlare di Brahim Diaz dopo una partita che sostanzialmente non può dire nulla sul singolo giocatore, può evidenziare certe carenze, ma non può dire se Brahim Diaz è possibile che sia il titolare o non il titolare del Milan. Poi, a differenza di quello che pensate voi, e sono contento di questa cosa, siccome la società ascolta poco tutti e soprattutto ascolterà poco voi che non capite un cazzo di calcio, sicuramente darà le chiavi della tre quarti a Brahim Diaz, che secondo me, e non solo secondo me e soprattutto secondo Stefano Pioli, è in grado di gestire la pressione che genera la maglia del Milan, e tutti noi dovremmo essere contenti che Stefano Pioli e la società abbiano il coraggio di investire su un giocatore del genere, perché tutti quelli che oggi si stanno lamentando di Brahim Diaz sono gli stessi che durante la stagione ti scrivono: in Italia non si ha coraggio, non si fanno debuttare i giovani. Perché ve l'ho detto, ragazzi, io non stavo scherzando l'altro giorno, la lista nera del Tringa, la blacklist del Tringa c'è, e io vi sto segnando tutti quanti come quel tifoso
tifoso, che dice nel discorso di Leao mi dice intanto lo paragona a Niang, e già questo è sintomo di ignoranza, perché paragonare Leao a Niang è da stupidi, perché sono due giocatori completamente diversi, prima cosa. Seconda cosa, che mi scrive in un commento: Tringa, mi darai ragione quando Leao farà quello che dico io, ovvero giocare male. Quindi cioè qualche tifoso spera che il giocatore faccia male per far sì che io gli dia ragione. Cioè ragazzi, ma voi capite dove siamo arrivati, a che punto siamo arrivati? All'ignoranza più becera che c'è per il mondo. Un tifoso che spera che un giocatore che veste la sua maglia faccia male per far sì che il Tringa gli dia ragione. Questa, ditemi voi se non è ignoranza. Attenzione quando dico le parole, perché io non sto offendendo nessuno. Ignoranza non è nessuna offesa, io penso solo che voi ignoriate il fatto di essere troppo stupidi. Ecco cosa penso io di voi. Io penso che voi ignoriate il fatto di essere troppo stupidi. Ecco, quando io devo avere a che fare con gente stupida, preferisco non avere a che fare, quindi la mia risposta è: non prendo neanche in considerazione i vostri commenti, perché sono talmente stupidi, fatte da persone ignoranti, perché io penso che il vostro commento sia stupido, non che voi siate stupidi, ma che però siate degli ignoranti nel senso che ignoriate la realtà delle cose, perché è un dato di fatto che Leao la scorsa stagione, pur non avendo fatto tanti gol, pur essendo messo in fuori posizione tutta la stagione, abbia dato il suo apporto. Il suo apporto di Leao sia stato fondamentale per il secondo posto della scorsa stagione. E questi sono i dati di fatto, non le vostre chiacchiere, le vostre parole. I dati di fatto sono che Leao, pur facendo male, pur essendo criticato ogni volta da tutti quanti, il suo apporto al secondo posto lo ha dato, e il Milan, se ve lo devo ricordare ogni volta, è arrivato secondo, non a 150.000 punti dall'Inter. Quindi voglio dire, io penso che il gap che c'era con l'Inter, perché io penso che in questa stagione il gap con l'Inter non ce ne sarà, è facilmente colmabile. Gli stessi tifosi che criticano la società Milan sono gli stessi che esaltano l'Atalanta, che sostanzialmente sta facendo quello che sta cercando di fare il Milan, cercare di essere una società sostenibile. A differenza dell'Atalanta, il Milan però ha questo, l'obbligo di vincere, e il Milan, a differenza di quello che pensate voi, vincerà, e vincerà molto molto presto. Nel frattempo, ieri sera Frodo Donnarumma ha perso il suo primo obiettivo stagionale. C'era la Supercoppa di Francia e l'ha vinta il Lille, quindi Gigio non è sceso neanche in campo, però era in panchina, e quindi perde il suo primo obiettivo. Noi ne siamo tutti strafelici, perché gli auguriamo il peggior risultato sportivo della sua storia al Paris Saint-Germain. Poi a livello umano sono cazzi suoi, però sportivamente parlando gli auguriamo il peggio. Ragazzi, vi voglio bene a tutti, e sempre forza vecchio cuore rossonero. Ciao.